col video se mi ammazzi. Mi hai mandato anche a fanculo, non dire che non hai capito, capito? Madò, come si alza delicata. No vabbè raga, io devo provare l'SP. 4000 giri, ma che cosa vuoi di più da un 4 cilindri in linea? Oh, ma tutto a posto! Questa che ha deciso si deve infizzare dietro l'automedica, non si interessa. Oh, non mi aspettavo, veramente hai affondato tutto tu. Ha sfiorato la macchina per così poco. Ah, tanto quando ci ammazzerete è troppo tardi. Come fate a dire che è morta ai bassi? Io mo' ho provato. Ciao, ci sono anche io. Quando cammina per tenersi attaccato a terra risucchia l'aria. Quinta marcia, 2,30, 2,40. Oh, 2,40 e passa in quinta marcia e non era tutta tirata. Ragazzi, oggi siamo da Tamburrino per un test ride super divertente. Allora, sono stracurioso di provarla. Sono veramente stracurioso. Tutti quanti ripetono che sarà la best seller 2025. Anche io ne sono convinto, soprattutto perché, raga, prezzi assurdi. Cioè parliamo che la SP, la versione quindi migliorata, esce con forcella e Showa, mono Hollins, cambio elettronico, 5 mappature motore, 5 cavalli in più, mi dimenticavo qualche, sicuro mi dimentico anche qualche altra cosa, freni Brembo, pinze Brembo, il tutto a 12.300 euro, franco concessionario. Cioè raga, parliamo di un prezzo ridicolo. Ma adesso accendiamola e andiamo a provarla. Ah, giustamente io non mi sono fatto spiegare le mappe. Ok, sport. Porta alzato i numeri di giri. Rain l'ho abbassato. Aspetta, che figata. Raga, si sente proprio il motore che cambia nel cambio mappa. Allora questo, poi come si fa ad agire sul TCS? Perché noi dobbiamo impennarla. Potenza massima. E B che sarebbe il freno motore. Vabbè, questo lasciamolo uguale. TCS off. Ok, questa è la modalità sport. Potenza massima. Allora io la prima personalizzata l'ho impostata così, quindi massima potenza, e B lo impostiamo ad 1 come sta messo anche sulla mappa sport. Siamo pronti per partire, quindi noi adesso cosa facciamo? Inseriamo la prima e andiamo. Ok, quindi adesso io sono in mappa sport. La prima cosa che sicuramente dobbiamo fare è la benzina, un'altra è sfrizionarla. Allora, quindi adesso se imposto la 1, che è la mappa mia, c'ha il TCS spento, la mappa personalizzata, che figata. Sono veramente curioso di provarla, soprattutto perché vorrei, mega spoiler per voi, realizzarci un progetto stunt con la SP. Vorrei cercare di fare qualcosa di veramente carino. Oh, che bello il 4 cilindri in linea, raga. Che bello il 4 cilindri in linea. E chi dice che è morta, raga, io ho visto video di persone che dicono che ai bassi questa moto è morta. 4000 giri, ma che cosa vuoi di più da un 4 cilindri in linea? Ma non compratevi le moto se non sapete nemmeno che cosa state guidando, veramente, però. Cioè, è assurdo. Come fate a dire che è morta ai bassi? Io mo' ho provato. Sicuramente non è un bicilindrico, ma io mo' mi aspettavo fosse morta per come ne hanno parlato diversi anche canali. Oh, poi si è alzata da sola senza DCS. Anche di seconda si alza. Vabbè, naturalmente è sempre un 1000 da 152 cavalli, non stiamo parlando di briciole. Signora, mi sta per venire addosso. Meno male che se ne è accorta. La frizione me la devo regolare un po' più alta. Difficile farlo in movimento quando si blocca. Eccola. Testa agilità nel traffico, vediamo. Allora è sempre tutto bloccato al Corso Malta. C'è l'automedica che ha acceso la sirena, guarda caso, sempre quando nel traffico. La signorina è arrabbiata, dice no, io mi devo infilare dietro l'automedica, così ne approfitto. Oh, si stavano scontrando. Oh, ma tutto a posto, ma guarda lo specchietto, no guarda. Scusami, che cazzo. Che state solo voi, state. Questa che ha deciso si deve infizzare dietro l'automedica, non si interessa, fa la guerra. Io mi devo godere questo spettacolo, veramente, che c'è, è assurdo. Guarda la vecchia, non se ne frega niente.
Dopo dobbiamo chiamare pure l'ambulanza, signore, se continuate a infilare. Meglio evitare, no? Se avete visto che c'hanno pure la cazzimma che vi stringono la gente. Evitate. Anche perché poi se l'automedica la fate passare, dopo corre meglio il traffico, cioè automedica, qualsiasi cosa sia, perché si libera in automatico e dopo corre meglio. Se invece proviamo tutti quanti ad infilarci, ci facciamo la guerra e alla fine nessuno vince. Cioè si intasa solo ancora di più tutto. Io poi cercavo il clacson ma ho premuto le frecce. Una città di pazzi. Una città di... ha sfiorato la macchina per così poco. Sarebbe bello poi scoprire che non c'è un pronto soccorso vero e proprio, cioè che non stanno facendo una... Li seguiamo, raga, seguiamoli per scoprire dove vanno. Vediamo se realmente vanno in ospedale o vanno a fare qualcosa. Per curiosità, anche perché poi, cioè, stanno superando tutto il traffico, tutto questo. Se poi non è realmente un'emergenza, wow, fra, lo prendo io male a questo, veramente. Anche perché poi è da solo. Cioè, che emergenza ha un'automedica che gira da solo? Oggi facciamo Borrelli 2.0 in sella alla moto. Facciamo il flickering nel traffico insieme all'automedica. Ma c'ha un suono d'aspirazione, raga, che è spettacolare. Automedica e diverse pattuglie della polizia davanti. Vediamo come andrà a finire. Le persone non si spostano perché non gliene frega un cazzo a nessuno dell'automedica. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Rispetto zero. Cose da pazzi. Ah, stava col telefono. Giusto, ha ragione, non l'ha sentito proprio. Ma io già che non sta uscendo dalla zona ospedaliera, ma dove sta andando sta automedica? Io poi lo devo seguire, raga, scusate, o perché io sono troppo curioso. Anche voi siete curiosi come me. Poi in questo momento io non ho nulla da fare. Stamattina ho lavorato, cioè avrei tante altre cose da fare. Però in questo momento io sono curioso di scoprire questo dove cazzo sta andando. Che ci sta sirene piegate da chilometri. E anche in curva si difende bene. Voglio scoprire se è realmente un servizio medico o meno. Sì, non ho un cazzo da fare in questo momento, ragazzi. Dovrei andare a pranzo, però ne approfitto per portarvi il content e anche per provarla in uso cittadino, dato che dovrò fare l'agenziale autostrada. Cioè per andare all'accademia dovrò guidarla in tangenziale, quindi adesso ne approfitto per l'uso cittadino. Ah, io c'ho il telepass, vero? Moments later. No, l'ho persa per controllare il telepass. L'ho persa! Comunque non stavo andando a fare un'emergenza, secondo me. Si è evitato solo il traffico. Secondo voi, raga, fatemi sapere anche voi nei commenti. Era una possibile emergenza o ha fatto tutto questo per evitarsi il traffico? Anche perché poi la zona ospedaliera è uscita al Vomero. La zona ospedaliera l'abbiamo già passata. Al Vomero o doveva poi andare a casa di qualcuno. Ma l'automedica non trasporta tipo cose, organi, cose del genere. Non trasporta malati. Quindi all'improvviso, random, ha acceso le sirene mentre stava nel traffico e si è sparagnata al traffico, ragazzi. Semplicemente quello, secondo me. Oh, amici poliziotti, anche voi siete usciti qui? E adesso che faccio? Riprendo la tangenziale. Ma la tangenziale la posso riprendere qua o anche qua? Andiamo in curva come entra. Oh. Ma no, dove stiamo adesso? Ma no, che stupido, ho rifatto lo stesso giro. Non ho mai preso la tangenziale da qui. Si chiama stop quello che hai là, eh? Se mi ammazzi ho il video se mi ammazzi. Hai lo stop, mi hai mandato anche a fanculo, non dire che non hai capito, capito? Hai lo stop. Si chiama stop quello che è lì. Tanto quando ci ammazzerete è troppo tardi. Morite, terroni di me! Guarda come slitta senza il traction. Raga, ha slittato tantissimo. Vabbè, qua l'asfalto è proprio liscio. No, vabbè, raga, io devo provare l'SP. Devo provare. È a terra. È a terra. No, devo provare l'SP per forza. Poi col fatto che davanti è bella grande, la sento molto caricata all'anteriore. Però la posizione in sella è comoda. Cioè quello è il fatto bello. La moto è impostata, però io sto seduto comodo.
manubrio alto, gomiti alti, cioè la seduta è anche abbastanza comoda. La sella forse è un po' troppo rigida, però voglio che sempre ha anche il suo animo racing ed è giusto che la sella sia un po' più duretta. Non so per chi sta dietro, forse la comodità, vabbè, ma la sella separata è sempre un po' più scomoda per le nostre zavorrine. Poi dopo ci portiamo anche Francesca, facciamo un confronto, vediamo qua per frattempo come scende. Oh, non la conosco, raga, è come se la guidassi da una vita. Io non ho né controlli né nulla. E di guarda, di gas sopra lo scollino si è anche alzata un poco. Allora, come rispondono i freni non mi piace tanto, però è una cosa di, diciamo, tutte le Honda, che io personalmente, cioè proprio le giapponesi, non mi piacciono come frenano, raga. Hanno una risposta anche per causa delle nostre strade. Cioè io immagino il giapponese che testa i suoi veicoli su strade immacolate, perfette, o nei circuiti, immagino, non lo so. Poi li portano a Napoli e l'ABS non è che è invasivo, di più, perché sono tantissimi scollini, le strade sono molto ma molto dissestate, e quando sei in fase leggera di pinzata, che cosa succede? Entra l'ABS, ti rilascia il freno e ti butti dentro una macchina nemmeno consapevole, cioè col fatto che tu stavi frenando. Poi adesso la proviamo qualche staccata forte appena andiamo in accademia. Oh, quinta marcia, raga, recupera il gas in niente. Vediamo in sesta. Tra i 7 e gli 8, raga, al suo massimo picco di coppia. Si sente proprio per come risponde la moto. Tra i 7 e gli 8 c'ha proprio il suo boom. Eccola! Che bello, raga, il 4 cilindri in linea. Ciao, ci sono anche io. Scusami, non vi distraete, non vi distraete. E dici tu, vabbè, stai correndo, Valentì, vabbè, stai a fare il pazzo. Io sto per cazzi miei tranquillo, ho fatto una mezza accelerata. Fai schifo. Dai, vediamo adesso come sale la sesta. E siamo anche in salita. Voglio arrivarci ai 2000 giri, vero? Eccolo, eccolo, vai. Complimenti, mamma Honda! Oh, raga, mi sembra di guidare il CBR 600, ve lo giuro! Sembra di guidare il CBR 600 con un poco più di cazzimma, vero? È moto, raga! Allora, sicuramente il vento non è un suo punto a favore. Il serbatoio ti stringe bene le gambe, ma chiuso in carena stai anche comodo. Cioè, chiuso in carena, chiuso stai anche comodo e il vento lo accusi anche meno. Io ho anche la Ista, quindi non mi posso abbassare completamente sul serbatoio, però quando sei chiuso il vento lo senti meno sulle spalle. Ma in questa posizione, diciamo la posizione della classica seduta, il vento, anche se un poco ci chiudiamo, è molto forte sulle spalle. E quindi anche le persone che l'hanno provata, che hanno detto che sbacchettava, è normale che se giustamente per mantenerti dal vento forte inizi ad indurire le braccia, la moto sbacchetta. Perché? Perché, ragazzi, le moto vanno guidate con le gambe, non con le braccia. Le braccia sono un appoggio perché abbiamo altri comandi, ma io la piego con le gambe, non la piego, guarda, non la piego con le mani, non mi servono le mani per piegarla. Potrei arrivare in questa curva, che è una curva strettissima, e farla completamente tutta senza mani, perché sto muovendo le gambe. Quello serve a far muovere la moto. E quindi se sentite, anche tanti di voi che mi contattate per l'MT09, MT07, Vale, ma io oltre 180 sbacchetta, Vale, io oltre 170 sbacchetta. Raga, non vi indurite sul manubrio, non provate a contrastare questo sbacchettamento, dovete semplicemente lasciarlo libero. La moto è fatta per arrivare a quelle velocità. Indurite le gambe, puntate il piede in punta e stringete le gambe al serbatoio. La moto farà tutto.
il resto. Lascia stare che sicuramente ha problemi di alleggerimento all'anteriore, come ce l'hanno tutte le naked, ma io non l'ho sentito tutto questo sbacchettamento che hanno accentuato altri. Anzi, se vi levate me la faccio proprio una bella apertura, che vi faccio vedere anche a voi le soddisfazioni che può dare questa bambolina. Ok, let's go. Quinta marcia, 2.30, 3.40. Oh, ma quanto arriva sto 600? Adesso 600 1000. Oh, 2.40 e passa in quinta marcia e non era tutta tirata. Quindi penso che un 2.50, 2.60 questa li fa tranquillamente. Bellissima, mi sta denudando però talmente che l'aria è forte. Alla faccia si spinge. Oh, in quarta, questa quindi in terza si alza. Se ha fatto così in quarta vuol dire che in terza viene su come una bicicletta. Cosa sono quelle cose che sale? Sono i consumi. In base a quanto accelero. Sì, giusto. Penso almeno. Raga, fa paura sta cosa. E non riesco a capire come avete fatto a dire che aveva mortali bassi. Vediamo se in prima da fermo ci soddisfa. Oh, il 4 cilindri in linea come si alza delicata. Madò, come si alza delicata. È proprio piccolina. Non ha bisogno nemmeno di essere sfrizionata. Bella, è divertente. La ruota non è proprio tanto calda. Ma gli ha corruto. Non l'ho corso proprio, perché dovrebbe essere calda. Ah, quello perché il bianco perlato, Honda ha sempre fatto il bianco perlato per gli SH, ha sempre fatto. E a me piace tantissimo questo bianco perlato. Non gli dono a questa moto, perché personalmente sì, deve essere molto più cattiva. Cioè col nero sarebbe molto più accattivante. Il portatarga è bello. Il portatarga è bello. Anche perché poi così non ti cattura l'aria. È giustamente intelligente come cosa. Quelli lì chiusi così, sai che aerodinamica ti fanno. Invece loro hanno pensato di forarlo, giustamente perché così defluisce l'aria dentro. Quindi ti tiene pure. It's magic! Later that night. Che cazzo di freddo che fa. Abituato adesso alla carenata, mi metto dietro al cupolino, non prendo più vento. Sto sentendo proprio freddo in petto, te lo giuro. Vabbè, è vero che sono pure a mezze maniche con la felpa io. Fa un po' freddo per andare in moto così. E infatti taglia tantissimo questo cazzo di dice. Ragazzi, ma come fate a guidare le moto con questi controlli? Hai visto com'è stato brutto, amore? Affoga, riaccelera, ma che re? Ma t'apposta, a me la moto deve slittare, poi la recupero io. E no cado. Raga, io sono del parere che vanno guidate tutte off. Ma è un parere mio personale, perché cioè, sono abituato così. Anche con l'R1 ormai la guido tutta off. Al massimo tengo il TCS A1, ma il resto tutto off. Ma perché non riesco ad avere poi feeling io con l'elettronica. Naturalmente io non vado fortissimo, non sono un campione, vado il giusto. Però mi piace dosare da me il gas, mi piace gestirla io la moto. Cioè, quello è il punto. È lo stesso ragionamento che faccio anche sull'ABS. Io preferisco quando si stacca. Guarda sti fossici, guarda là che voracci. Mannaggia, che drello, mannaggia. No, ma guarda che ho detto la stessa cosa anche io, te lo giuro, all'inizio del video, quello infatti dico. La sella è dura, però è comoda. La seduta stai con il manubrio alto, stai bello, cioè è impostato. Oh, guarda Kiss, ci mette l'uogliere il graunello, fa pappilato, fratello, c'hai. E si infila dentro. Raga, questo però io lo devo. Oh, è agilissima. Cioè la puoi buttare dentro. Hai visto com'è agile? Si muove con un'agilità assurda. Infatti questo del traffico mi ha fatto divertire tantissimo. Sì, era bicicletta. È imponente, perché poi solo questi specchietti originali danno fastidio nel traffico. Salti gli specchietti, pam. Cioè qua adesso sarebbe stato bello, sai, accelerare un pelino che la perdevi dietro piano, controllata. Era bello, era divertente, cioè sempre un 1000 sotto al culetto, no? Però l'elettronica avrebbe sicuramente invaso. E quindi prima di riscendere ci risettiamo la mappetta tutta fatta bene e ci divertiamo. A few moments later. Vienimi a fare gli auguri. No, è mio. Vedi, la sorpresa tutti i giorni, è più comoda. Ti piace? Sì, e lei dove sta seduta? Qua sopra. Ah. Mi ha fatto pure a me fare il giro.
Vabbè. Il colore fa un po' schifo. Oh, fatti fatto tu, a me piaceva il bianco perlato. Quando è bellina vuoi fare accesa? Magari c'è l'aria condizionata. What? No, questo è l'aspirapolvere. Quando cammina per tenersi attaccato a terra risucchia l'aria. Madonna mia, è una nuova tecnologia, ma... Ma no, com'è bella calda. Questa quando sta accesa fa sempre così perché risucchia l'aria a terra, più corre più si attacca. Non mi grido, guarda. No, ti faccio vedere, tu se acceleri lo senti, guarda. Aspira l'aria su. La senti quando aspira? È iniziato a aspirare. Ah, ma non può dire che fa bordello, perché se fosse amica, è omologata. First bun, then patty, followed by ketchup, mustard, pickles. Raga, adesso ho spento completamente tutto. Io già sento il motore diverso, raga, non lo so, è impressione mia. C'è anche Mario fermo qua, stanno facendo le chiacchiere. L'aperitivo. Sto scoprendo l'equilibrio della moto, amore. C'ho tutto lo sterzo chiuso. No, voglio provare a chiudere tutto lo sterzo e a lasciare e a girare sempre in tondo. Però ci vuole il coraggio a chiuderlo. Aspetta, è perché una volta chiuso giri stretto. Perché l'hanno fatto? Perché è divertente. No, non hanno detto niente perché ci conoscono. Ha visto che ero io. Ha detto è Valentino Pezzi, sta facendo il coglione. Vedi, sono andato a fermare gli altri due di là, fratelli, a te non ci hanno fermato. Sì, hanno fermato a quelli laggiù, a questi qua, a quelli là, anche a questi qua che sono due turisti che stanno facendo le foto fuori lo stadio. Non ci conviene. Questi senza casco ce l'ha pure là. Quella è senza cintura. A Napoli non si mette la cintura, se metti la cintura ti fermano. Cioè la cintura di sicurezza, raga, sia chiaro, non la cintura dei pantaloni. Cioè guarda come separano le strade qua al comune di Napoli, che grandi. Ma il sorpasso entro la striscia continua è consentito, giusto? Non accostando loro. Ok, grazie. La freccia se l'è dimenticata, aspetta, lo deve girare. No, non deve girare, si è dimenticato la freccia. Ha la freccia accesa. È un po' vecchietto, era distratto. Il clacson non potevano mettere nella posizione più scomoda possibile. Io so che voi giustamente non lo utilizzate all'estero, ma che cos'è tutto questo traffico per andare laggiù? Ah, bella Renile. Però posizionato qua ti porta a togliere la mano dal manubrio, cioè troppa apertura. Invece è comodo sotto, hai la mano più chiusa. Questo è un punto a favore. L'altra casa giapponese, che qua è scomodo, raga, a me non mi trovo. Anche sull'SH è alto, mo che sia chiaro. Hanno asfaltato qua. Guarda come si alza di cazzo, lei cattiva. Uscita dalla curva e Comunque veramente raga, cioè compratevi le moto e spegnete i controlli. Imparate a dosarle, imparate a controllarle e spegnete i controlli che diventano belve. Raga, per farvi vedere anche a voi quanto è veloce impostare la mappa e togliere il TCS. Magari ci sarà anche un metodo più veloce, però io così subito faccio. Alla fine è come devo fare quasi con tutte le moto. Cammina mo, cammina se la tiri. Abbiamo fatto una prima, seconda e terza, e la terza non l'ho tirata. Cioè guarda di terza come è pronta, capito? Io non riesco a capire chi dice che è morta. La frizione è dura sicuramente. Con un dito è bella tosta da mantenere. Non è semplice. Io che sono abituato con un solo dito. Però non è tanto la frizione, è più la leva che è scomoda. La frizione tanto quanto, cioè non è dura, è la leva che è proprio scomoda. No, potevi battere 5, doveva battere. Mi hai fatto solo il cenno alla testa. Oh, che marcia stai tu? Metti la seconda. Ma non accelerare! Allora mi mette la prima, il secondo non saglia, affonda tutto! Oh, è che se stai aiutando a niente! Ma è impossibile, beh! Sei in prima! Oh, stanno là,
Vabbè sì, però non mi aspettavo che può essere anche la diretta competitor dell'MT10. Anche se la cavalleria dichiarata magari può essere superiore a quella dell'MT. Ma voglio tiene testa, porca vacca. Cioè non è che tiene testa, per me se prima di seconda ha accelerato vuol dire che è salita pure più potente dell'MT. E io l'MT quando l'ho provato alla fine, l'MT10 l'ho detto, era pure più tranquilla della 09. Cioè l'MT10 per me sale molto più lenta rispetto alla 09. Ma perché è in 4 cilindri? Oh, non mi aspettavo, veramente hai affondato tutto tu. Ai bassi, ma tu che mappa stai? Mappa 1, potenza 1, hai tenuto 1. E io però mo quello che c'ho, questa c'ho il TCS off. Pure che se chiudiamo la seconda io vado avanti. Molto probabile. Senza proprio, non... Abbiamo salutato in impennatella. Vediamo se di seconda si alza di cassa alla Tugrau. Oh! Beh raga, è sempre un 1000, è normale che si alza così anche di seconda. Spettacolo, io devo provare in terza. E anche in terza ci soddisfa. Devo provare in quarta? Si alza, devo far salire ancora un po' di più. Vabbè, mo siamo in città, facciamo i bravi. Sembra di essere ritornato col CB. Mi sento un sedicenne col CB. Proviamo in quarta? Sì, deve salire un altro poco, raga. Ma io li devo salutare, scusami, ormai stanno qua, loro sono di casa, come gli spaccini, capito? Hanno fatto la piazza. Io non posso più impennare nel mio viale di casa.